sarò molto sintetico, sapete che non sono mai, poi siete stati sommersi oggi da parole, suggestioni, stimoli. Ovviamente io vi rappresento in qualche maniera e quindi sono dalla vostra parte, quindi di fronte a tutte queste sollecitazioni la domanda che mi veniva lì è: che fare? Che è una domanda che mi sono sempre posto. Io da giovane ero molto ribelle, ho partecipato anche a tante cose un po', e devo dire è stata una lettura molto giovanile che magari al liceo ti obbligavano a fare ai tempi, era leggere Silone e Fontamara, che finisce proprio il libro con la domanda che fare, perché tra i cafoni che stavano subendo il ventennio fascista, dove la democrazia lì era assolutamente azzerata, c'era l'assegnazione dei poveri, perché i cafoni erano poveri, braccianti, senza terra, senza possibilità, eccetera, eccetera. C'è Berardo Viola, questo eroe siloniano che a un certo punto, come atto di ribellione, rompe tutti i lampioni del suo paesino, che era il primo avvenimento che aveva portato il ventennio all'illuminazione, li rompe in segno di ribellione verso il potere e per riaffermare una dignità popolare. Ovviamente poi viene arrestato, portato via, e quindi i poveri cafoni rimangono senza luce, senza colui che li aveva portati, e la domanda è, cui termina il libro Silone, è: che fare? Guardate che è una domanda profonda che riguarda la cooperazione sociale, perché siamo a un bivio. Siamo a un bivio, perché tutto quello che è stato descritto stamattina significa che noi siamo di fronte a delle scelte. E quindi se operiamo in un senso o nell'altro, torniamo a riscoprire il nostro DNA, a ridare un senso a quello che siamo, altrimenti rischiamo, e lo dico, lo sapete da tempo, l'estinzione. Il primo tema che stiamo affrontando oggi è proprio quello del lavoro in questi mesi, che non è, e lo sapete quanto è costata questa operazione, anche a me personalmente, di portare avanti l'idea dell'incremento contrattuale, che non era semplicemente un riconoscimento economico, ma era di portare a dibattito, ad emersione, la questione del riconoscimento sociale in questo Paese. Perché purtroppo siamo finiti in un gran trappolone. In questo Paese, con grandi responsabilità anche, si è partiti dal fatto che tutti i lavori a grande spinta motivazionale, a volte addirittura vocazionale, si è sempre tesa a dire: siccome sei motivato e siccome hai una bella vocazione, lavori per gli altri, ti pago poco. Cioè non è stata riconosciuta la professionalità, la qualità di quel lavoro, oltre che il bisogno, la necessità, eccetera, eccetera. Ma spesso e volentieri si è messo sul piatto della bilancia il fatto che, e quante volte con le amministrazioni abbiamo dato: ma come, non vorrete mica lasciare a casa gli anziani, non occuparvi dei bambini, di fronte alle questioni economiche? Se non ci siete voi non se ne occupa nessuno. E giù al ribasso. La questione delle gare d'appalto non è solo una questione economica, è quella che ha anestetizzato e avvilito i nostri modelli organizzativi, che comunque sono partiti orizzontali. L'accesso, la partecipazione ai processi decisionali è sempre stato, l'assemblarismo, per carità, più di anni passati che non di oggi, però c'era la disponibilità di processi decisionali a cui tutti partecipavano. Ricordate, le riunioni, i piccoli gruppi, eccetera. C'era il senso di partecipare alle decisioni della propria impresa. Il fatto che le gare d'appalto abbiano verticalizzato, nella migliore delle ipotesi, in altre addirittura anestetizzato il potere decisionale delle cooperative, dentro le cooperative, è chiaro che altro che avvilire l'apporto contributivo. Io ho fatto, non sapevo che questo era il tema, ho fatto l'ultimo articolo su Vita che uscirà il mese prossimo sulla partecipazione dentro le cooperative, e uno dei temi è questo qua. Uno dei temi è proprio questo qua. E io la proposta che faccio è: sentiamo le nuove generazioni cosa ci dicono.
perché noi ormai siamo assuefatti a questo modello qua, purtroppo. Allora, bellissimo quello slogan, io l'ho un po' tradotto ascoltandovi, come l'abbiamo tradotto noi cooperative negli ultimi anni. Everything for everyone, nothing for us. Cioè, la nostra Costituzione è mettere la persona al centro. Ci siamo occupati molto di quelli fuori, giustamente, dell'organizzazione, perché nasciamo per quelli, ma ci siamo totalmente dimenticati della nostra gente. E non solo in termini retributivi. Perché pur star dentro il fine, la gara d'appalto, ribassiamo, pur di, e alla fine ci siamo accorti di botto che le persone dentro le nostre organizzazioni non sono contente, che se possono se ne vanno. Noi perdiamo i soci lavoratori, non i dipendenti, e questa è la cosa grave. Non c'è ricambio, perché alle nuove generazioni gli chiediamo nei colloqui: ma tu sei motivato? Hai questa vocazione? Guarda, ma quanto prendo? Poco, ma è importante che tu sia motivato. Ma che prospettive di carriera ha? Inizia e poi vedremo. Non possiamo più pensare ad avere un appeal. Tanti di noi l'hanno fatto come scelta, ma hanno beneficiato anche di questa scelta negli anni come riconoscimento sociale, oggi un po' meno, ma in qualche maniera abbiamo avuto un riconoscimento. Le nuove generazioni, se prendono la stessa china, zero. Sono un po' ficcante su queste cose, perché tutto questo dipende da noi, non dipende da altri. Anche i rapporti con la pubblica amministrazione. Sono scelte, il bivio. Fanno delle gare d'appalto inaccettabili? Non si fanno. Ma lì ho buona parte del fatturato. Non si fa. Perdiamo fatturato. Ma l'alternativa è star dentro un gioco che ci stritola e ci porta all'estinzione. Ma se non partecipo io ci sarà un altro, lascialo partecipare. Portare la persona al centro vuol dire che dentro noi parliamo di welfare aziendale, ma lo facciamo il welfare aziendale nelle cooperative? Lo vendiamo, ma non lo facciamo per i nostri lavoratori. Utilizzare strumenti non monetari, le mutue, dare dei vantaggi competitivi, essere dentro una cooperativa, per me oggi è un vantaggio, perché sono riconosciuto come persona prima di tutto. Ed è riconosciuta dentro anche la mia famiglia, i miei affetti, tutto ciò che ho intorno. Dentro lì è valorizzato. Non sono trattato come un numero, non sono trattato come merce di scambio. È l'unica china per ritornare sì che il nostro mondo sia tutto quello che è stato prospettato questa mattina, ma che anche sia di appeal per le nuove generazioni. Altrimenti questo spirito paternalistico, tiriamo i giovani, ti faccio fare qualcosa, eccetera, ma non sono mica dei ciucci, Non sono dei ciucci. Quindi molto interessante il lavoro che avete fatto, ripartire da noi. Bisogna rioperare delle scelte decisive che riguardano anche i modelli organizzativi delle nostre cooperative, riappropriarsi dei processi decisionali, lavorare sulla qualità e non sulla massificazione. Ho bisogno 40 kg di educatori, 50 tonnellate di OS. Non possiamo più ragionare così. Non ci viene dietro più nessuno. Seconda questione, quello che ci sta fuori. Io ricordo che la cooperazione sociale ha cominciato ad operare occupandosi di coloro che altri non si occupavano, in particolare anche la pubblica amministrazione. Pensate a tutto il tema della disabilità, i centri diurni, non esistevano allora come servizi. Si sono inventate le cooperative senza avere uno straccio di convenzione, senza avere uno straccio di gara d'appalto. Facendo che cosa? Sperimentando, attraendo risorse pubbliche, quando c'erano, una tantum, ma anche risorse private, investendoci del proprio, indebitandosi anche,
perché o torniamo veramente a fare impresa, che sa rischiare. Il rischio vuol dire che io attivo un'operazione, non so come finirà, ovviamente nella mia intenzione e nel prospetto deve finire, ma non ho certezza. Ma se noi ci limitiamo a essere dei rendicontatori, che mi muovo solo quando ho certezza di quello che prendo e su quello rendi conto, noi perdiamo e sviliamo il tema dell'impresa, dell'imprendere sociale. La nostra mutualità è sia interna che esterna. Su quella interna credo di essere stato chiaro, ma anche su quella esterna. Perché il rischio, guardate, Stefano parlava dei super ricchi, ma un pochino sottile questa cosa in Italia c'è già. E lo dico col massimo rispetto, perché rischiamo di passare da una sudditanza organizzativa posta dalla pubblica amministrazione a quelle di altri enti, e ve lo dico, tipo le fondazioni bancarie, che in questo momento sono il grande supporto economico alla vita delle nostre cooperative. Però guarda caso, non è che le fondazioni bancarie mettono a disposizione fondi dicendoti cosa sai fare su quel territorio, cosa hai individuato, io vengo a sostenerti. No, ti dico, ti faccio il bando e ti dico devi intervenire lì, in quella maniera lì, ti capacito io le persone che lavorano nella tua organizzazione, te le formo io, ma voi capite che questa è un'altra forma che di sussidiario non ha nulla. È colpa delle fondazioni? Non lo so. Le fondazioni ovviamente vivono oggi dei grandi dividendi delle banche, non è che sappiamo. Come si fa ad avere una postura? Che le questioni vanno poste, non si accettano supinamente. Vuoi collaborare con me? Forse devi ascoltare qual è la mia visione del territorio, qual è il mio modello organizzativo con la quale voglio intervenire, andare a trattare, a negoziare, come si deve fare con la pubblica amministrazione, come dicevo prima. Però bisogna avere delle idee, non è che spondar là e dirgli non mi va bene il tuo modello, devi darmi più soldi. Non è questa la contrattazione. Non è questa la contrattazione. E avere idee vuol dire ritornarsi a occupare di quelli di cui oggi non si occupa nessuno. Venerdì scorso il Garante dei minori ha pubblicato dei dati che dovrebbero a questo Paese far venire le vertigini. Ma non è un argomento, perché loro sono una minoranza. Non è come la mia generazione che alla fine ha fatto un po' di casino perché poteva anche permetterselo. Veniamo a rompervi il cosiddetto perché siamo tanti e di noi dovete tener conto. Questi sono pochi, grazie a noi che non abbiamo più generati. Sono pochi. E infatti i dati cosa riportavano? Ma il 20% degli adolescenti hanno patologie alimentari, che non è, diventa un po' magro, un po' grasso, patologie alimentari. Il 60% dei bambini che frequentano la scuola primaria hanno problemi di dislessia e similari. Il 40% degli adolescenti fa uso di droghe o psicofarmaci. Che cosa vuol dire questa cosa? Poi dopo noi pensiamo che questi si formino, arrivino pronti per le nostre imprese, belli, col petto in fuori, sono motivato, ho la vocazione, voglio lavorare per gli altri, ma questi sono portati alla sopravvivenza. O noi siamo in grado di prendere e occuparci di queste fragilità, che lo faccia o non lo faccia lo Stato, ma sono i figli nostri poi alla fine, Perché se io entro nella casa di ciascuno di voi, un casino così ce l'hanno tutti. E viviamo l'impotenza dei genitori, perché non si possono risolvere personalmente. Anche questo delirio dell'educatore come attività individuale, gli albi, grandi professionisti. Ma qui dobbiamo riattivare il circolo cooperativo, che l'educare è una funzione comunitaria, non può essere una funzione individuale o semplicemente riparativa, ma deve essere preventiva. Deve essere preventiva e su questo la cooperazione sociale ha un mare aperto davanti, non lo fa nessuno. Non lo fa nessuno.
Quindi quando vuol dire dare spazio e ascoltare, io ho detto, sui processi decisionali delle cooperative, ascoltiamo loro cosa hanno da dirci. Ascoltiamo loro cosa hanno da dirci, e bene avete fatto voi a fare questo lavoro qua. Perché altrimenti non usciamo, siamo troppo in una comfort zone da 30 anni. Non riusciamo ad avere una il bivio, li affrontiamo se diamo spazio a loro e andiamo da quella parte lì. Altrimenti tendiamo lì ancora ad aspettare. Mi dovete perdonare questo tono un po' così, che è poco celebrativo, ma d'altra parte lo sapete che io sono poco celebrativo. Il mio ruolo in questi anni di Presidente è sempre stato quello di smuovere, perché io non voglio vedere buttato via questo patrimonio eccezionale di 30-40 anni di storia della cooperazione sociale in questo Paese, da quell'intuizione che ebbe Gino Mattarelli, che poteva, tramite l'impresa, costruire questa mutualità che coinvolgeva ed era una vera e propria funzione di cittadinanza attiva dentro le nostre comunità, nella forma dell'impresa. Quindi significava anche creare ricchezza da redistribuire. E non pensiamo che le nostre imprese, siccome le teniamo lì, le conserviamo come le marmellate, ogni tanto le apriamo e... No, le imprese, se non guardano avanti, se non evolgono e se non crescono, sono destinate a morire. Quindi questo sguardo avanti lo dobbiamo avere per statuto, non so come dire, però serve innovazione, serve creatività, serve rivedere i modelli organizzativi. E guardate che la crisi del tema, io lo sto risportando da tante parti, la crisi del senso del lavoro non riguarda la cooperazione sociale, riguarda tutti. La gente ne ha le palle piene di lavorare senza senso. O per qualcuno che... Infatti la crisi del lavoro sta dentro lì, nelle piccole e nelle grandi... Tra l'altro noi abbiamo una difficoltà in più, perché le grandi imprese stanno investendo in formazione, in farine varie, eccetera, eccetera. Ma abbiamo un tessuto economico nostro che l'80% della piccola e media impresa non hanno gli strumenti per evolvere in questo senso, sulla ricerca del senso del lavoro, sulla motivazione della persona, il benessere, della realizzazione tramite il lavoro. Dentro noi, i nostri modelli organizzativi, abbiamo dentro tutto. Pensate alla cooperazione di inclusione lavorativa, il cosiddetto tipo B. Noi ci occupiamo di fragili tutti i giorni, di gente che al mattino, che non c'ha voglia di alzarsi, quell'altro gli gira, manda un po' col paese quell'altro, eppure noi stiamo sul mercato con quelle cooperative lì. Perché? Perché sappiamo accompagnare le persone e riscoprire loro una motivazione che li ributta dentro. Ma guardate che ne hanno bisogno tutti in questo momento, perché la fragilità è di tutti, non è come 50 anni fa del disabile, del tossico, dello psichiatrico, eccetera, eccetera. Oggi la questione dell'ansia, addirittura sentivo per radio stamattina, ci sono le pubblicità per l'ansia. È una roba che prende tutti. O noi entriamo nella carne viva delle persone, e questo è ravvicinarsi alle comunità. Vuol dire individuare delle risposte, non individuali, evidentemente, perché cooperare è un'altra cosa, non individuali, vuol dire entrare nella carne viva delle persone e insieme a loro trovare queste risposte qua. Vuol dire rialzare la postura, si chiedeva prima. La postura è questa, fare delle scelte, anche scomode delle volte, che non sono mainstream, che percentualmente magari non muovono, ma che muovono tanto. E la nostra storia lo dimostra. Abbiamo iniziato dal basso, che poi sono diventati servizi convenzionati, ordinari, e oggi la struttura dei servizi è quella che le cooperative sociali avevano pensato 30 anni fa. Solamente che questi 20 anni di anestesia ci hanno bloccati un po' lì. È come se ci avessero ibernati. Usciamo dai freezer, che forse ancora ce la facciamo. Chiudo. Ovviamente chiudo con uno stimolo, cioè nel senso che c'è un desiderio anche. Io giro, lo sapete, giro tutte le settimane, tutti i territori cooperativi, e lo dico da un po' di tempo, la parola che sento dire più spesso dalle persone: come va? Sono stanco. Come va? Sono stanco. Io la capisco questa stanchezza, però voi potete immaginarvi se uno
di 25-30 anni si avvicina a uno che gli dice tutto il giorno che è stanco. Cioè, dobbiamo ritrovare un po' di entusiasmo, adrenalina, motivazioni, guardando fuori, perché se stiamo in casa ci deprimiamo. Ci deprimiamo. E per quello dico apriamo le porte a protagonismi, a protagonismi e a responsabilità. Comunque, cazzarola, io a 29 anni ho avuto la possibilità di fare il presidente della cooperativa, questi non ce l'hanno proprio la possibilità. Allora forse era più possibile per un contesto, tutto quello che si vuole, ma è lì che si gioca la partita, dobbiamo fidarci. Se respirano fiducia, uno si mette in gioco, ma se questa fiducia non la respirano, perché non ci schiodiamo dalle nostre comfort zone, non ci schiodiamo neanche dalle nostre poltrone. Perché, lo dico, io capisco tutto, perché sono cose che avvengono, ma tante cooperative, da quanto fa il presidente? 35 anni. Ma possiamo avere cooperative che hanno presidenti da 35 anni? Cioè non si trova una persona dentro la cooperativa che... Adesso non si trova più, secondo me, perché dopo 35 anni si mette lì. Ma è per farvi degli esempi concreti, cioè abbiamo in mano noi il bando della matassa. Non dipende né dal pubblico né dai grandi poteri, e per questa parte ci riguarda e interessa a noi fare questo passo. Però ribadisco, abbiamo bisogno di adrenalina e entusiasmo e lo possiamo solo aprendo le finestre, possibilmente anche le porte, non deve obbligare a applicarsi per le finestre, anche le porte per rivitalizzare, perché abbiamo bisogno proprio di ricostruire il design dentro dei nostri modelli organizzativi, dove ci sia reale partecipazione. Partecipazione vuol dire essere protagonisti, appartenenza, tante cose, tante cose. Se io mi sento partecipe di un processo è perché ho fiducia e do fiducia, mi sento appartenente anche alle comunità, se no si perde anche quello di senso di appartenenza. Insomma, un gran lavoro davanti, però c'è anche tutto il fascino di questo lavoro qua, che il fascino è di riscoprire quel desiderio che questo mondo si può cambiare, che così com'è non ci piace e può essere diverso, e noi questa chance ce l'abbiamo. Oltretutto oggi siamo un movimento consolidato, molto più forte, patrimonializzato, riconosciuto fino a un certo punto, ma c'è. Ogni tanto serve anche battere un po' il pugno, non in senso violento, perché magari uno non ti ascolta tanto bene, fai pum, e dici, c'è anche questo. Però bisogna farlo, Non avere sempre il timore di non dire la propria, che può sempre dar fastidio a Enrico, al cardinale, eccetera, eccetera, sono famosi Iannacci. E sempre allegri dobbiamo stare che il nostro piangere fa male al re, a Enrico, al cardinale. Riconquistare quest'anima popolare, se devo dirla proprio in un termine finale. Riconquistiamo quest'anima popolare della cooperazione sociale, anima popolare, perché noi siamo nella gente, noi siamo la gente della comunità. Forza e coraggio.